Mi chiamo Enrico Popolo, sono un formatore, laureato in comunicazione internazionale e relazioni internazionali. Sono imprenditore di me stesso, ho una mia azienda di formazione, Infosalus, e mi occupo di formazione da circa 25 anni, specializzato soprattutto in comunicazione interpersonale e comportamento umano. Quindi lavoro più sulla parte umanistica della formazione, per quanto mi rivolga comunque anche alle aziende. La parola sentiero dà l'idea di percorso, e dato che comunque la mia formazione umanistica mi porta a considerare la natura dell'uomo non intesa soltanto come questa complessa interazione di carne e sangue, formata quindi dalla ragione e dal corpo, la ragione che gestisce comunque le emozioni del corpo, ma anche la parte spirituale, per me il percorso è un percorso che ci porta verso l'evoluzione. Ritengo che l'essere umano debba percorrere ineludibilmente la propria strada. Non tutti sono consapevoli della strada che devono imboccare, perché siamo pieni di messaggi, di input sensoriali che provengono da tutte le parti, che ci confondono, e dettati dagli schemi guida di comportamento che ci hanno insegnato facciamo fatica a trovare la nostra strada. Ed ecco perché la parola percorso per me ha un significato duplice: la realizzazione dell'uomo perfettamente compiuto e la realizzazione della seconda natura dell'uomo, che è il senso per cui ognuno di noi è venuto al mondo. La parola alleanza può avere diversi significati, un significato di cooperazione. In azienda l'alleanza può essere anche la condivisione di un medesimo progetto, un team. L'alleanza può essere sinonimo sicuramente di lealtà. L'alleanza può essere anche intesa in senso spirituale come fratellanza, ma nel mio senso, nel modo in cui la vedo io, l'alleanza è un bisogno imprescindibile e ineludibile per ognuno di noi per portare avanti il proprio intento, che sia un intento professionale, personale, e senza dimenticarsi delle relazioni interpersonali necessarie per poter coesistere nel medesimo ambiente e condividere al medesimo tempo con un obiettivo che, senza l'aiuto, quindi l'alleanza di persone affini, che io consiglio sempre alle persone di circondarsi di persone quanto più possibilmente affini, anche se non sempre possibile, ci permette di raggiungerle nell'armonia.